Ciao ragazzi, e niente, oggi sono a Galio, ho lasciato la macchina in centro e adesso mi sto avventurando verso il monte Longara che domina appunto il paese di Galio e intanto mi aspettano 6,5 km a piedi fino al punto dove inizierà la mulattiera, quindi sarà da pedalare oggi. Intanto ragazzi piove, vedete dietro di me e ovviamente anche stavolta che si avviva non ho portato K-Way, mi riparo con le piante. Oh ragazzi, finalmente arrivato alla base delle melette. Adesso si inizia a far sul serio. 1,9 km è la prima maiga Longara davanti. Intanto qui possiamo vedere la bellezza dell'incudine. Guardate che estensione. Un temporale sul Trentino. Super antenne tra la natura. E qui ragazzi, se non ho letto male i cartelli, dovrebbero essere le nuove piste da sci. Attenzione ragazzi, rivelazione, un cartello che ha indicato Galio a 1 chilometro. Contrada Costa 40 minuti, Galio, contrada Fontanel 50. Potrei optarla come strada per il ritorno perché quella che sale da Galio, la strada convenzionale diciamo, è veramente parecchio trafficata, quindi potrei appunto scegliere quella meno trafficata. Intanto ragazzi qui si sale, ecco qui maiga Longara davanti. Andiamo a dare un po' di indicazioni. Allora qui si torna giù a Galio, alta alternativa, quindi invece si potrebbe salire al Monte Baldo, omonimo del suo collega veronese. Adesso ragazzi presumo di dover continuare qui sul sentiero che oltrepassa la Maiga per arrivare sulla vetta del Longara. Qua dietro alle melette si vede la cupola di Sua Maestà Montefiore e là sullo sfondo, ripeto, una fila di cime dolomitiche da fare accapponare la pelle. Veramente uno spettacolo magnifico. Qui ragazzi ho dovute precauzioni prima di entrare in Maiga. Attenzione ragazzi, perché è vero, dimenticavo che c'era da visitare anche il luogo dove è passato il Papa Giovanni Paolo II. Veramente stupendo ragazzi. Mamma mia ragazzi, spettacolo. Ecco ragazzi, sono tornato al punto di prima in cui
Io ho mostrato il cartello Gaglio 1 chilometro e Gaglio Contrada Costa 40 e un'altra località 50 minuti, quindi strada inedita. Qui ragazzi c'è un bel bivio tra questa strada e quella sullo sfondo, bel dilemma qua. Ho preso questa, quella che passa alla sinistra di questo diroccamento. Guardate qua Vaia ragazzi, che disastro. Lì sotto comunque il trampolino di Gaglio e Gaglio Paese. Mamma ragazzi, non vedi che neanche che strada sopra il trampolino, praticamente è tutto via campi. Cioè, vediamo di riuscire a passare il filo spinato. Ecco qua, niente di più semplice. Adesso sono proprio sopra il trampolino. Guardate che bestione. Ragazzi, alla fine della fiera non mi è andata neanche poi male, visto che sono già praticamente sopra le auto andando per campi, sì, ma ho risparmiato tanti di quelle centinaia di metri. Ma ragazzi, questo che ora sembra un mezzo pascolo, una volta era il parcheggio del Macrillo, stupendo, mi ricordo che parcheggiavamo anche noi. Che ricordi ragazzi, bello bello. Ecco ragazzi, niente, sono arrivato alle macchine che praticamente lì dietro praticamente c'è la strada dove c'è il Macrillo. E ragazzi, l'escursione è finita, vedete, ho già fatto il cambio outfit un'altra volta. E che dire, l'escursione è stata, ma dai, discreta, direi un 7 così. Al ritorno ho sbagliato un po', non c'erano moltissime indicazioni. Ragazzi, niente, adesso non so quanti chilometri perché oggi non ho neanche fatto partire live. E niente, qui dal Macrillo è tutto. Statemi bene e spero sia un bel video da vedere.